C'è una squalifica da comunicare. L'atleta della società Idros Samuele Ostanello, che ha gareggiato nella serie numero 2, corsia 8 200 farfalla ragazzi maschi, è stato squalificato per falsa partenza. Allora attenzione, una comunicazione per i tecnici per eventuali modifiche alle staffette di questa sera entro i 200 farfalla, quindi mancano 6 da 200 farfalla, termine ultimo per andare a modificare eventualmente le staffette di questa sera. Quindi si assegnano le medaglie della categoria ragazzi maschi con un chiaro favorito, infatti si è messo subito davanti con margine Lia Codardini, atleta quest'anno al terzo e ultimo anno della categoria ragazzi. Abbiamo detto essere stato terzo di bronzo l'anno scorso, o meglio qualche mese fa, allo Stadio del Nuoto di Roma nella prova dei 100 metri. Passa in 60,03 qui alla Piscina delle Rose su Valerio Salzano 1,1,85, Pietro Bruzzo 1,2,52. Presentiamo intanto la seconda serie assoluti: Leonardo Zanotto alla 1, Alberto Rodighiero alla 2, Enrico Sasso alla 3, Federico Spadotto alla 4, David Gadiaga alla 5, Giovanni Ricchi alla 6, Andrea Betti alla 7, Filippo Farini alla corsia 8. Virata dei 150 metri, sempre Lia Codardini, 33,90 il suo terzo tratto, Valerio Salzano 34,12, Andrea Polo 33,87, molto vicino anche Bruzzo in corsia 6 in lotta per le medaglie. Tutto davvero apertissimo per quanto riguarda la terza posizione. Attenzione anche alla davanti con Salzano che ci prova fino all'ultimo ad attaccare Lia Codardini per la vittoria. Siamo alla conclusione di questa prima serie e se la giudica Elia Codardini, Leo Sport 2,8,83 su Valerio Salzano in seconda posizione 2,9,10, quindi Andrea Polo lui terzo 2,10,77.